Premio Fondazione Casa Artusi Forlimpopoli, un confronto per cavalli anziani con chiamata nel periodo dei 12 mesi e del bimestre, non vincitori di 6.300 euro nei 12 mesi, 1.980 nel bimestre, molto simile a una categoria F. All'1 Ciclone TAV Andrea Bigliardi, 2 Dream Matto Marco Stefani, 3 Delistici Enrico Bellei, 4 Antonio Boccino Maurizio Cheli, 5 Donatello Giorgio Cassani, 6 De Gader Ronco Davide Angeletti, in seconda fila 7 Amore Stecca Roberto Faticoni, 8 Coschive Andrea Vitagliano, 9 Cefalojet Maurizio Visco, 10 Beethoven Griff Nicola Salacone. Favorito Antonio Boccino, che viene giocato anche in chiusura di contrattazioni. L'autostart accelera, entra addirittura con calma De Gader Ronco dal 6. Partiti. Antonio Boccino spinge la macchina, ma all'esterno c'è Donatello che insiste e passa a condurre. Antonio Boccino, che cavallo che corre notoriamente di rimessa, lascia sfilare Donatello senza tirarsi il collo. La terza posizione per Dream Matto, che precede Ciclone TAV, quindi all'esterno dell'Is TC, quando se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 14,8. In vantaggio Donatello nei confronti di Antonio Boccino, la terza posizione per Dream Matto, che si scopre anticipando dell'Is TC e portandosi in avanti. 400 metri con la puntata in avanti di Dream Matto, 33 per i primi 400 di corsa, Donatello che ribatte a Dream Matto. Antonio Boccino, spettatore, in corda poi Ciclone TAV dell'Is TC, ancora Amore Stecca, i 600 passati in 45,2, ad andatura costante e a buon ritmo. Dell'Is TC segue sempre le mosse di Dream Matto allo scoperto, la terza pariglia per De Gader Ronco che è avanti a Cefalojet, la retroguardia Beethoven Griff. Questo è il treno esterno dopo un giro in un minuto spaccato, sul piede l'1,15 Donatello e Dream Matto 1,2, uno accanto all'altro. In corda rimane Antonio Boccino che precede Ciclone TAV, la pariglia sempre per Dell'Is TC, poi Amore Stecca con accanto De Gader Ronco, chilometro in 1,15,4, insiste Dream Matto all'attacco di Donatello, il quale prova a difendersi lungo la corda, viene via dall'ultima posizione con gran volo Beethoven Griff che aggira il gruppo, trova un paio di anticipi ma continua nella progressione. 14,9 questo paletto e Beethoven Griff ha scavalcato quasi tutti i rivali, solo De Gader Ronco che prova a contenerlo ma poi galoppa e numero così De Gader Ronco si presenta Beethoven in Griff, vantaggio all'ingresso squalificato. addirittura d'arrivo, Numero inseguito 3 da dell'Is Dream Matto TC, che però è in fase squalificato. calante. Si libera Antonio Boccino ma nel frattempo De Gader Ronco ha fatto il vuoto e nel finale viene a rifinire il tutto con ampio margine al secondo Ciclone TAV nei confronti di Coschive che finisce in open stretch. Successo di De Gader Ronco, Davide Angeletti in salchi per Marco Azzaroni al training, colori di Nicola Andreozzi. Successo del 5 anni da Julius Del Ronco con parziale in mezzo alla pista. Contiene Beethoven Griff che si getta di galoppo quando era quasi tutto il cavallo avanti e porta a casa il successo a grossa quota, 15 contro 1 per De Gader Ronco. Al secondo finisce Ciclone TAV nei confronti di Coschive.